Ubaldo, mi senti? Sì, ti sento. Benissimo, ce l'abbiamo fatta dopo 3 o 4 tentativi, finalmente siamo connessi. Allora Ubaldo, ho già preannunciato ai nostri ascoltatori della tua presenza al Teatro Margherita per questo incontro con l'ANCI. Facci un po' il resoconto di ciò che è accaduto oggi, anche se abbiamo già mandato in diretta abbondantemente gli interventi. Quindi già i nostri radioascoltatori diciamo che hanno assistito, più che altro sentito tutti gli interventi che abbiamo mandati in diretta grazie anche allo streaming realizzato dai ragazzi di Progetto Sicilia. Sì. L'incontro è iniziato un po' tardi perché era previsto per le 9:30 e invece è iniziato intorno a mezzogiorno, quindi con quasi 2 ore di ritardo. Forse dovuti all'autostrada, al viadotto che è crollato, quindi tantissimi sindaci sono arrivati in ritardo. Ci sono stati inizialmente, come avete avuto modo di sentire, saluti del sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, e poi è intervenuto il presidente dell'ANCI di Sicilia, Leoluco Orlando, sindaco di Palermo, il quale ci ha tenuto a sottolineare che non era una riunione, ma era un vero e proprio vertice dei vari territori della Sicilia. Comunque so che già avete sentito gran parte della riunione. Io qui vi ho portato 2 ospiti, che sono uno Giampiero Modaffari, sindaco di San Cataldo, e poi Chiara Corrias di Progetto Sicilia, che hanno fatto degli interventi all'Assemblea. Sì. Allora, Giampiero Modaffari, volevo sentire anche da Giampiero Modaffari le sue valutazioni su questo incontro. Sì, grazie. La valutazione di tipo positivo. Abbiamo voluto creare questa occasione di confronto tra tutti i sindaci della Sicilia, e non solo i sindaci ma anche componenti della società civile e imprenditoriale. Abbiamo cercato di far comprendere che non è possibile più lavorare da soli, ma bisogna unirsi per cercare di far sì che chi ci governa e mette in atto le strategie utili alle collettività. Noi in questo momento ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, abbiamo coniato un termine, siamo in uno stato di calamità istituzionale, perché è proprio così. Noi sindaci come semplici esattori, ogni giorno viene imposta una nuova tassazione, un nuovo tributo in cui non figura il soggetto che lo ha emesso, ad esempio l'IMU sui terreni agricoli di prossima applicazione a San Cataldo l'abbiamo appresa con decreto legge del gennaio 2015, lo ha fatto il governo centrale che in questo momento è in carica, ma sarà il sindaco di San Cataldo a far pagare ai cittadini l'IMU sui terreni agricoli. Noi siamo considerati dei semplici esattori, non ci stiamo più a questo. Non possiamo più permettere che i cittadini vengano sorpassati da tassazioni ormai che hanno raggiunto un livello assolutamente insostenibile, così come non possiamo accettare che qualcuno ci imponga, ad esempio sul campo dei rifiuti, ci imponga di poter utilizzare delle discariche poste a 150 km di distanza rispetto al nostro territorio, e siamo costretti a sobbarcarci spese di trasporto, spese di conferimento assolutamente insostenibili, e far sì che il costo complessivo del servizio lieviti e i cittadini poi debbano pagare. I cittadini debbono sapere, debbono essere messi a conoscenza che non è il sindaco che vuole imporre il tributo così elevato al cittadino stesso, ma sono la legislazione nazionale che lo impone. Ad esempio, per quanto riguarda i rifiuti, a partire dal 1° di gennaio del 2014 il governo nazionale ha imposto che tutto il costo del servizio, che è già elevatissimo per le motivazioni che vi ho detto, deve essere a totale carico dei cittadini, non c'è più possibilità di contribuzione comunale. E così, mentre per l'anno scorso vi era una contribuzione di circa 700.000 euro da parte del Comune di San Cataldo, per il 2014 è pari a 0 la contribuzione, quindi tutto il costo a carico del cittadino. Noi stiamo cercando di lavorare, stiamo cercando di far pesare meno possibile questa imposizione ai cittadini. Ovviamente ci muoviamo in alvei ristretti perché le nostre potenzialità di azione sono ridotte. Faremo il tutto, il possibile, affinché questa situazione non ne prosegua più nel futuro, perché personalmente non voglio passare per il peggior amministratore della mia città negli ultimi 50 anni. Se questo avverrà non certamente per colpa nostra, e io sicuramente assieme a voi cittadini sangataldesi non rimarremo inermi. Signor Sindaco, allora, sì, volevi chiedere qualcosa? Sì, volevo chiedere. Sì. Buonasera, volevo chiederle buonasera, volevo chiederle se questa giornata
oggi siete stati praticamente tutto il giorno impegnati in questo vertice con l'ANCI. Volevo chiedere se questo è stato solo un momento di protesta o all'interno di questo vertice ci sono state anche delle proposte realizzabili immediatamente, perché è giusto che ci sia la protesta, ma oltre alla protesta ci deve essere la proposta, perché altrimenti i problemi non si risolvono. Se da parte anche sua, da parte degli altri sindaci ci sono state proposte concrete per addivenire a delle soluzioni alle annose problematiche che ci sono nella Sicilia. Sì, non è stata una giornata di protesta, è un incontro in cui ci si è confrontato e ci si sta confrontando, perché la riunione è ancora in corso, nonostante l'ora tarda, in cui ciascuno sta portando delle proprie idee su quello che potrebbe essere una piattaforma programmatica da sottoporre al governo regionale e nazionale. Ciascuno di noi sta portando il proprio contributo, così come ad esempio gli amici Progetto Sicilia, che probabilmente intervisterete subito dopo, che hanno portato una idea ben chiara su quella che è la moneta complementare, hanno sottoposto al presidente dell'ANCI, quindi al sindaco di Palermo, Leolico Orlando, questa proposta, che è così come tante altre idee che via via ciascuno i vari interlocutori della giornata hanno portato. È un momento di confronto. Da questo momento di confronto ne scaturirà una piattaforma, come dicevo poco fa, che sarà la base di partenza per un lavoro che, qualora non venga svolto direttamente dai nostri rappresentanti politici, sarà il compito nostro cercare di attuarlo facendo pressione elevata. La ringrazio, signor Sindaco. Mario, diciamo che visto che la politica, i rappresentanti politici nazionali e regionali non si fanno sentire, allora forse non voglio usare impropriamente il termine partito, ma si sta creando un partito dei sindaci, un partito del territorio dove i sindaci protagonisti, perché poi in ultima istanza sono quelli che vivono più degli altri a contatto con la cittadinanza, certo. Esatto. Infatti ricordava nel suo intervento il sindaco di San Cataldo, Giampiero Moratteri, che per forza di cose il cittadino non si va a rivolgere all'onorevole, ma si rivolge al sindaco se ha bisogno di un giorno di lavoro, si rivolge al sindaco se non può comprare i pannolini ai suoi figli, e quindi in tutta istanza i sindaci sono non solo i responsabili, ma sono i catalizzatori di tutto il malessere generale. Certo. Avevi un altro ospite con te, vero? Sì, aveva parlato Giampiero Moratteri dell'intervento di Progetto Sicilia, che tra le altre iniziative, tra altri interventi ha portato una proposta concreta. C'è stato anche l'intervento di Chiara Corrias, esponente di Progetto Sicilia. Sì. Qual è la vostra proposta che avete portato, Chiara? Allora, intanto grazie a tutti gli ascoltatori. Io sono uno dei soci fondatori di Progetto Sicilia, ma vi parlo come madre di famiglia. E come madre di famiglia dico che la situazione è assolutamente disperata. La Sicilia è in una crisi irreversibile, nessun partito politico può nasconderlo, perché chiaramente i dati e le poste di bilancio parlano chiaro. La regione siciliana non ha più i soldi, non ha più un centesimo per far fronte alle spese e ai crediti che deve chiaramente dare ai sindaci. I sindaci sono al collasso economico, perché l'abbiamo dimostrato con numeri. Se sono 400.000 i disoccupati creati dai governi, e questo lo dobbiamo dire, dai governi siciliani, 400.000 disoccupati significano 1.000 unità di lavoratori in meno per ogni comune, e ciò significa 1 milione di euro in 8 anni di addizionali IRPEF. A questo aggiungiamo quindi meno trasferimenti Stato-Regioni per i comuni, più costi, come diceva il vostro sindaco, di conferimento in discarica, perché al costo già della spazzatura aggiungiamo anche il costo di trasporto, perché la discarica è a 150 chilometri dal comune. In realtà il problema, mi riferisco a tutti i sindaci, del pagamento dei tributi dei cittadini si pone per breve periodo, perché chiaramente i cittadini hanno prima bisogno di dare da mangiare ai loro figli e poi pagheranno le vostre tasse comunali. Quindi in breve diciamo che se adesso ci aspettiamo che i cittadini possano far fronte a tutte le spese, IMU agricola, TACI, TICI e quant'altro, è chiaro che chiaramente stiamo parlando di soldi che non arriveranno mai più nei comuni. Per cui la soluzione è chiara. Noi abbiamo fatto la prima proposta concreta, ed è quella dell'adozione di un sistema complementare
regionale, quindi l'adozione della moneta grano, e questa non è una follia, questo è uno studio attento compiuto da 5 anni a questa parte su quelli che sono gli articoli dello Statuto della Regione Siciliana e le norme del Codice Civile. Quindi l'adozione di un sistema complementare monetario è perfettamente legale, è perfettamente in linea con tutte le leggi. Chiaramente andrà a vantaggio di tutti i cittadini. Il grano, la moneta grano, non genera ricchezza, genera benessere, perché il grano non può essere cumulato come l'euro, il grano deve essere speso. Allora cosa manca? Si parla sempre di crisi, qual è la crisi effettiva? È una crisi di liquidità. Allora, nella seconda guerra di indipendenza, il presidente degli Stati Uniti ha risolto il problema dei debiti onerosi che doveva pagare per far fronte alla guerra con una moneta di Stato. Se uno Stato perde la sovranità monetaria ha perso tutto, e la moneta è uno strumento di diritto sociale. Il principio sul valore indotto della moneta, e cioè che la moneta trae il suo valore dal fatto che noi convenzionalmente gli attribuiamo un valore, quindi i siciliani potrebbero dapprima creare valori convenzionali di moneta. Un grano vale e varrebbe 2 euro, quindi si raddoppierebbe il potere d'acquisto, chiaramente, che non si ha con l'euro. Diamo immediatamente ossigeno alle famiglie, perché noi diciamo che è possibile dare ad 1 milione di famiglie attraverso la Gran Card, e cioè la carta di credito grano, 5.000 grani alle famiglie per l'acquisto di prodotti siciliani. 5.000 grani pari a 10.000 euro significano 833 euro al mese alle famiglie per dare da mangiare ai figli. In questo modo diamo immediatamente ossigeno e sollievo alle famiglie. Creiamo 100.000 posti di lavoro, perché se noi obblighiamo le persone a comprare un prodotto siciliano che non è competitivo per gli elevatissimi costi delle tasse regionali e comunali, noi già attiviamo 100.000 occupati nel settore della filiera agroalimentare. È un progetto di una semplicità unica. Occorre soltanto che ci sia gente onesta che scriva 10 parole. La regione siciliana adotta, istituisce e garantisce il sistema monetario grano. Abbiamo finito di soffrire. Questa è l'unica soluzione. La crisi irreversibile nella quale la regione siciliana si trova non si può risolvere con metodi convenzionali, è un dato di fatto. Per quanti tagli voglia fare la regione, quelli sono i soldi non ci sono più. Certo. Una regione che, se non ricordo male, spende 16 miliardi, allora, la regione ogni anno andiamo sotto di 2 miliardi. Sì, a parte questo, la regione già fa 200.000 euro di debito mese, perché sono 12, chiaramente dico i numeri sono grossissimi, sono enormi, ma il risultato fondamentale è questo, che la Sicilia non ha più soldi, è finita la liquidità. Abbiamo 20 miliardi di euro di debito pubblico, che sono i siciliani, i pochi siciliani occupati che dovranno rimborsare, e con la Cassa Depositi e Prestiti, e con le banche, e con le ASP, le partecipate, gli enti locali. Allora non ci si può indebitare per pagare i debiti, anche perché la Sicilia non è più credibile davanti alle banche, quindi non verrà mai più concesso un credito ad una Sicilia. È come un padre di famiglia che si presenta alla banca, chiede un prestito, chiaramente oppure un imprenditore che si presenta ad una banca e chiede oggi un credito con la situazione fallimentare, ma non verrà mai più sostenuto dalle banche. Ecco perché il sistema complementare grano, che agisce chiaramente in analogia alla moneta scritturale bancaria, ma è tutto il contrario della Banca Centrale Europea. Nella Banca Centrale Europea al centro del sistema c'è il denaro, al sistema monetario complementare al centro stanno le risorse, e noi le risorse le abbiamo tutte. Io sento parlare, noi stiamo nelle piazze tutti i giorni, di persone che mi dicono: mio nonno ha laureato 3 figli con 1 ettaro di noccioleto. Questo cosa significa tradotto in termini? Noi abbiamo le risorse e quelle devono trasformarsi in ricchezza, quello si deve trasformare in produttività. La moneta è uno strumento di diritto sociale, la moneta non può mancare, perché la definizione economica di moneta è misura del valore. Misura del valore significa che deve contenere per forza necessariamente in sé la proprietà del valore che misura,
fare un esempio pratico, il metro misura la lunghezza, non può mancare della lunghezza, quindi la moneta non può mancare. Il fatto che noi ne siamo privati fa parte di un piano strategico che vuole il fallimento di intere nazioni, e questo ormai è evidente, perché chiaramente più siamo disastrati, più moriamo di fame, più siamo manovrabili, più siamo sottomessi. Volevo chiederle, mi sta ascoltando, mi sente? Sì. Sì, stavamo salutando il sindaco di San Cataldo che stava andando via. Lo salutiamo anche noi. Buona continuazione. Grazie anche a al lei. sindaco di San Cataldo, grazie Giampiero. Io volevo chiedere invece alla responsabile del progetto Sicilia, questo progetto fa richiamo a qualche altro progetto che è stato realizzato in Italia o in Europa, o è una innovazione, un esperimento che si intende fare qui in Sicilia? Perché ho visto, per esempio, ho letto qualcosa di simile in Sardegna, come il Sardex, non so se è abbinabile. Sì, ma in realtà il Sardex intanto chiaramente è solo dedicato, comunque è proprio un sistema che istituisce una camera di compensazione, ma che è regolato soltanto da una serie di soci che prendono parte a al progetto Sardex. In realtà noi abbiamo studiato questo progetto, e altro non è che frutto non dell'imitazione del virus in Svizzera o di cos'altro esista negli altri sistemi. Il nostro progetto trae la sua forza dallo Statuto della Regione Siciliana. L'articolo 41 dello Statuto autorizza il governo della Regione a emettere prestiti interni. Ciò significa che garantisce l'assoluta autonomia e piena gestione finanziaria della Regione. Allora, noi siamo gli unici in Europa ad avere le prerogative di questo Statuto che ci legittimano a emettere moneta siciliana. E questo chiaramente è l'eredità dei nostri padri fondatori dello Statuto, perché sapevano che noi oggi avremmo avuto bisogno di quell'articolo. La chiave per il nostro futuro, ed è quello che ho detto anche nel nostro intervento, sta nel nostro passato, e un ritorno al passato deve essere anche per l'umanità che ha caratterizzato la Sicilia nei secoli, e cioè quella di essere solidali. Oggi dal mondo dell'imprenditoria, dall'associazionismo, dalle religioni al volontariato, nessuna categoria deve escludersi. Abbiamo bisogno dell'intervento di tutti, perché soltanto così possiamo salvarci. Questa è l'unica soluzione possibile. Noi ne parliamo da anni, e vedrete che fra un anno, se non si è adottato il sistema monetario grano, noi saremo tutti alla miseria. Tra un anno anche quei pochi, ma voi sentite, parlate con le persone, anche i professionisti si lamentano, gli avvocati, i commercialisti. Sì, non c'è nessun settore che è esterno alla crisi. Esatto, perché se le imprese chiudono, i commercialisti avranno meno clienti, è tutta una catena. Quindi il problema va risolto soltanto con un metodo non convenzionale. Occorre un cambiamento di rotta, ma occorre soprattutto un cambiamento mentale. I siciliani non devono più vivere pensando di essere sottomessi una volta a quello che viene da Genova, una volta a quello che viene da Arcore. Questa è una soluzione tutta siciliana ed è fattibile. E la mancanza di fiducia dei siciliani nei confronti di questo progetto altro non è il motivo per il quale ci troviamo falliti in questo momento, perché diamo credito agli illusionisti, diamo credito alle persone che ci hanno preso in giro per anni dicendo che si poteva abbassare questa imposta o quell'altra, quando poi alla fine, parliamoci chiaro, se noi abbassiamo un'imposta dobbiamo prendere dai pochi lavoratori ma peraltro in sono genere le riduzioni di imposta sono di uno 0, mentre gli aumenti sono di percentuali a doppie cifre, quindi... Esatto, ma tra le altre cose voi pensate alla social card che ha istituito il governo attuale, il governo nazionale. Stiamo parlando di 80 euro ogni 2 mesi, ma ditemi la verità, ma con 80 euro ogni 2 mesi una famiglia che sollievo può avere? Noi qua stiamo parlando di 833 euro mese,
per dare da mangiare ai propri figli. Ma avete un'idea di che cosa voglia dire avere una disponibilità economica di questo tipo? Signori, la moneta, cioè perché si chiama lo stipendio, perché si chiama salario? Perché le persone, i lavoratori venivano pagati col sale, e altro non è che una forma di misura complementare. Ora noi abbiamo gli articoli dello statuto che non solo ci autorizzano, ma ci legittimano un'istituzione di questo tipo. Abbiamo tutto, abbiamo tutte le caratteristiche, le risorse necessarie per attivare una filiera agroalimentare. Perché comprare la mozzarella che viene da Milano? Perché? È chiaro che nel sistema attuale la mozzarella che viene da Milano per forza la dobbiamo comprare, perché costa di meno di quella che viene da Ragusa, perché se da Ragusa ci serve l'elicottero per trasferirla nei supermercati di Messina, è normale che quella che viene da Milano costa di meno. Quella che viene da Milano costa di meno perché non hanno l'IRAP al 5%. In Sicilia un'azienda deve chiudere legalmente pagando l'IRAP dopo 3 anni, deve fallire per forza, perché è la legge che lo obbliga. Adesso l'IMU sui terreni agricoli. Signori, ma voi sapete che un agricoltore deve spendere 1.000 euro l'anno per irrigare il proprio terreno, quando noi abbiamo acqua in abbondanza? 1.000 euro su un agricoltore che coltiva la fagiolina, i peperoni, ma avete idea di quanti costi? E in più l'IMU agricola. Questo significa l'annientamento di una società. Allora, siccome scoppierà una guerra civile, perché ci sarà una guerra civile, perché le persone potranno morire di fame altri 6 mesi, ma poi si esploderà, io invito tutti i cittadini che stanno ascoltando questa trasmissione e di dire ad altri cittadini che non la stanno ascoltando che è arrivata la soluzione, che c'è la lieta novella. È possibile con la moneta a grano risolvere tutti i nostri problemi. Quindi Progetto Sicilia si candiderà alle prossime elezioni regionali. Posso chiederle, ho sentito poc'anzi, un'oretta fa, l'intervento del signor Pezzino, dove praticamente diceva che sono state depositate le proposte alla Regione Siciliana nelle relative commissioni, poi di questo progetto si è parlato in diversi comuni. Posso chiederle perché secondo lei, a suo avviso, questo progetto ancora non è passato? Quali sono le ragioni principali perché questo progetto ancora non è stato sposato dalla politica locale? Il motivo è uno soltanto, è perché per approvare un progetto di tale portata occorre gente onesta, e noi al governo non ne abbiamo, e occorre gente competente, e noi al governo non ne abbiamo, e i numeri della regione siciliana sono talmente evidenti e sono dimostrabili con dati Istat. Quindi principalmente non si vuole liberare dalla schiavitù un popolo che non ce la fa più, perché più il popolo soffre, più è manovrabile, più è possibile illuderlo con soluzioni alternative o la promessa di un posto di 3 mesi, 4 mesi, che poi chiaramente non risolverà mai la situazione. Quali sono le iniziative che nel futuro intendete portare avanti per promuovere questo progetto? Noi già da anni siamo su tutto il territorio, intendiamo proprio in maniera capillare, siamo stati presenti con gazebo in moltissime città della nostra regione, e noi abbiamo un sito, quindi poi se digitate Progetto Sicilia sui motori di ricerca viene fuori l'impossibile di quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo presentato nelle piazze, abbiamo presentato nelle aule universitarie, siamo stati anche al convegno nazionale sulle monete complementari. Nessun economista è stato in grado di dire questo progetto non va bene oppure questo progetto non è fattibile. Ovviamente dicono quelli che chiaramente gli economisti che vengono da fuori, com'è possibile ancora non l'abbiate applicato. E allora le soluzioni sono 2: o il governo attuale scrive quelle 10 parole che vi ho detto prima e quindi si istituisce il sistema monetario grano, oppure la seconda è se ne vadano tutti a casa, abbandonino quel posto al quale sono attaccati con le unghie e con i denti, perché tanto sono gli unici occupati in Sicilia, sono loro, 90 quelli che sono gli unici occupati.
presto non ci stanno i soldi neanche per pagare i loro stipendi, quindi che se ne vadano a casa e che lasciano il posto non a professionisti della politica, ma a gente come noi, madri, padri, nonni, che sanno che cosa vuol dire soffrire la fame. Perché c'è un detto siciliano, io sono sarda però lo conosco, chi ha la pancia piena non conosce digiuno, quindi questa gente non può amministrarci, è semplice. Io la ringrazio, Bessa, questo è un progetto che può portare benessere alla Sicilia, io spero che venga presto attualizzato, realizzato nella nostra regione. Grazie a lei. Allora, Mario, noi rimaniamo qui, io rimarrò fino alla fine, seguirò questa riunione dell'ANCI, ricordiamo Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI Sicilia, presieduta da Luca Erlanto, sindaco di Palermo. Avremo modo di parlarne qui in studio, noi tra poco inizieremo con la tradizionale programmazione, dubito che torneremo a sentirci in diretta, quindi sicuramente poi tu con le tue trasmissioni d'assalto avrai la possibilità di parlare di questo evento che speriamo produca qualcosa di concreto, oltre alle proteste che giustamente ci sono e devono esserci, ma che producano realmente qualcosa di utile a ciascuno. Allora chiudo con questo e poi ci salutiamo. Io ho avuto l'impressione, spero di sbagliarmi, che oggi noi dicevamo prima col sindaco di San Cataldo, si considera che ci sono presenti una cinquantina di sindaci da tutta la Sicilia, e Luca Orlando ha parlato chiaramente di un partito dei sindaci, comunque un partito territoriale trasversale ai partiti nazionali, perché alla fine poi non abbiamo, oltre al progetto Sicilia, forse non ci sono partiti regionali. Dico, non vorrei che anche questa volta non sia altro che l'ennesimo carrozzone per fare la raccolta dei voti e fare la scalata al Parlamento nazionale. Dico, io questo non lo vorrei, loro dicono che si impegneranno a valutare tutte le proposte, si impegneranno a valutare le proposte di Progetto Sicilia, degli altri che sono intervenuti sull'acqua pubblica, sulla gestione dei rifiuti, le proposte dei sindaci, ma la mia impressione personale è stata quella dell'ennesimo carrozzone per fare la volata verso Roma. Purtroppo un po' tutti, anche i nostri ascoltatori, anche per i nostri ascoltatori desumo sia così, siamo abituati a queste riunioni fiume dove ci sono tanti interventi, ma poi nell'attuare le cose, diciamo che tra dire e fare ci sta di mezzo l'azione e spesso l'azione manca, quindi voglio sperare insomma che questa tua impressione sia un'impressione sbagliata. Infatti più che altro perché realmente si percepisce nel nostro territorio tanta sofferenza, molta fame, particolarmente per la disoccupazione, per i problemi economici. Tu, come sai, ieri qui a San Cataldo c'è stata un'altra vittima probabilmente di questo genere di crisi, peraltro un mio parente. Purtroppo capita ogni giorno, forse ci stiamo abituando a ciò che succede. Speriamo che qualcosa si muova. Noi per quello che possiamo diamo informazione e speriamo che anche i nostri concittadini possano fare qualcosa, quel poco che possono fare lo facciano. Ti ringrazio, Baldo. Ti ringrazio della disponibilità di Radio Mole, ringrazio i radioascoltatori, auguro un buon proseguimento con le consuete trasmissioni per Radio Amore. Grazie a te, Ubaldo, per il servizio che hai reso oggi. Grazie ancora. Grazie a voi.